Rognoni, 3 Ghilardi, 7 Pellegri, 11 Gabi Arruda, 12 Bruna Borges, 15 Valentina Teani, 16 Cascio, 17 Getulio, 18 Bovo, 21 Elena Teani, 55 Donadoni, 77 Carturan. La terna arbitrale quest'oggi presenta il Pala Patotina, il primo arbitro Andrea Saggese di Rovereto, il secondo Andrea Antonio Basile di Torino, al crono Giacomo Voltarel di Treviso. Si comincia con un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Aldo Agroppi, venuto a mancare pochi giorni fa. Il silenzio del Pala Patotina per commemorare Aldo Agroppi e noi aggiungiamo un bacio in cielo e un grande, calorosissimo abbraccio a Luana Puttov, che pochi giorni fa ha perso il papà in un incidente in Brasile. Dunque un grandissimo abbraccio al capitano rossonero per questa gravissima perdita. Però non ci sono parole in questi casi, solo un doveroso e rispettosissimo silenzio. Tutto è pronto dunque, si partirà con l'Audace che farà rotolare, ha fatto rotolare il primo pallone, l'ha giocato proprio verso Luana Puttov, Giulia Ferreira dos Santos. Audace che nella prima frazione di gioco attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi con la casacca, definiamola da trasferta, quella bianca con dettagli rossoneri, pantaloncini rossi, dal lato opposto in maglia nera le All Blacks della kick-off da destra a sinistra. Subito Giulia Ferreira che ci prova da posizione defilata un tiro cross, andava verso il secondo palo Luana Puttov, la deviazione di Arianna Bovo e dunque calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero, di cui si incarica Benedetta De Angelis, che osserva il movimento delle compagne. Va all'indietro Giulia Ferreira, è respinta di Bruna Borges, può partire in contropiede la kick-off con il lancio di Ghilardi proprio verso Bruna Borges, su di lei Luana Puttov, all'indietro dunque da Bovo e dopo Gabi Arruda, numero 11 della squadra di Riccardo Russo, che gioca il pallone lungolinea verso Ghilardi. Gioca bene il pallone in questa fase, la kick-off, con una lunga fase di possesso e di rotazioni. Recupera ora l'Audace Verona, che riparte veloce in solitaria con Giulia Ferreira dos Santos, che prova una conclusione quasi di alleggerimento da media distanza, dalla tre quarti offensiva nella metà campo della formazione lombarda. Ne ricava una rimessa laterale, sono passati 51 secondi con un match cominciato già con buon ritmo. Nel frattempo, proprio sulla battuta della rimessa laterale, Luana Puttov cerca sul secondo palo Benedetta De Angelis senza fortuna, un pallone leggermente troppo arretrato, e dunque l'ex portiere del VIP stabilmente nel giro della nazionale Denise Carturan, che fa ripartire l'azione della formazione ospite, che perde poi palla con Gabi, che non controlla al meglio il pallone offertole da Bovo. Benedetta De Angelis lungo linea, cerca in lungo linea il tracciante verso Giulia Ferreira, che sopraggiungeva e tagliava dal centro verso destra. La deviazione di Bruna Borges, l'ex Pescara, 8 anni per lei tra Pescara e ovviamente GTM Montesilvano. Diverse volte ha cambiato nominativo la società abruzzese, e per lei, da quando è in Italia, la prima esperienza fuori dall'Abruzzo, con una maglia diversa da quella bianca-azzurra, appunto con l'arrivo nella scorsa estate. Nel frattempo ruba palla Gabi Arruda e calcia verso la porta di Marta Verdù, oggi ovviamente primo portiere e portiere titolare per la squalifica di Margherita Vittorelli. Le ha rotate spesso Andrea Rossi, oggi non si pone il dubbio, anche se è un grande portiere davvero Lucia Zardini, la giovanissima Lucia Zardini, protagonista con la maglia dell'Under 19. Nel frattempo la prima grande occasione del match è per Greta Ghilardi, che coglie il palo con questo rasoterra velenosissimo in diagonale proprio sugli sviluppi del corner, e poi è Bovo che va a duellare con Giulia Ferreira, ne ricava una rimessa laterale proprio davanti alla panchina rossonera, presieduta ovviamente da tecnico vicentino Andrea Rossi. Poco meno di 2 minuti di gioco, si sta per esaurire il secondo, sempre 0-0 al Pala Patotina, diciamo la
più chiara finora occasione del match, dopo la parata di Verdù sul tentativo di Gabi, è stata di Greta Ghilardi, che ha calciato magari in modo non pulitissimo, un po' sporco, con il mancino in diagonale. Pallone che però è passato tra una serie di gambe, non visto, non letto, ovviamente da Verdù, che l'ha visto sbucare all'ultimo. Base del palo, e quindi la più chiara occasione del match è questa, con Greta Ghilardi, miglior marcatrice della formazione di Riccardo Russo, al pari di Bruna Borges con 8 reti. Kick-off che con 43 reti realizzate è il secondo miglior attacco, dietro solamente all'incontenibile Bitonto, sconfitto però 6-4 domenica scorsa. Torniamo in cronaca con il lancio di Greta Ghilardi, molto bello, a superare, a saltare anche Luana Puttov, non riesce però a controllare Arianna Bovo, le due veterane per così dire della kick-off, anche se sono rispettivamente classe 2003 e classe 2000. È un po' strano parlare di veterane, ma sicuramente sono giocatrici con più esperienza e più lunga militanza nella formazione lombarda, le All Blacks. Nel frattempo in difficoltà Giulia Ferreira sul pressing portato da Gabi De Sousa Arruda, che oggi è diffidata, deve stare attenta a non rimediare il cartellino giallo che le farebbe saltare il prossimo match, ultimo ad andata domenica prossima contro il Pescara, altro big match per la squadra dei Russo. Il pressing appunto di Gabi Arruda che costringe Giulia Ferreira a tornare all'indietro da Verdù. Non si poteva ancora, non era ancora stata superata la metà campo, non era ancora cambiato il possesso nell'azione, e quindi calcio di punizione proprio al limite dell'area di porta. Sul punto di battuta Arianna Bovo e con lunga rincorsa Greta Ghilardi. Doveva esserci il tocco della 18 per la 3. Andiamo a vedere se non si opterà invece per un diverso schema da parte della kick-off. Tocca Bovo, calcia Ghilardi. Colpisce bene con potenza, ma difetta in precisione il suo mancino. Palla alta sulla traversa, nel frattempo De Cao dall'altra parte direttamente sul lancio con le mani da parte di Verdù. Gran lancio del portiere spagnolo, ci ha provato con il mancino da posizione non ottimale, nel senso un po' defilata, sicuramente però un'ottima occasione per l'Audace Verona. Palla sul fondo di poco, non è dovuta intervenire Carturan, si gira bene Bruna Borges in mezzo al campo, allarga sulla sinistra per Ghilardi, ancora dalla 12 ex Pescara, con l'esterno verso Getulio, l'ex Lamezia. Ci prova un'altra ex Lamezia, lo scorso anno compagni di squadra, Giulia Ferreira dall'altra parte, scusate, era invece Benedetta De Angelis, spesso facili da confondere a distanza le due. Chiedo scusa, era De Angelis che ha provato comunque in campo in questo istante proprio Giulia Ferreira, appunto lo scorso anno assieme con Getulio appunto nella Royal Team Lamezia. Ci prova Ferreira che calcia dopo il rimpallo su un tentativo di conclusione di Puttov, ancora da una posizione simile a quella di De Cao in precedenza pochi secondi fa. Simile, se non uguale, anche l'esito, con la palla sul fondo, troppo stretto verso il primo palo il tentativo, sempre però da posizioni alquanto defilate. Getulio cerca Bruna Borges che però fugge verso la porta di Verdù e quindi cambia idea e torna da Ghilardi, la numero 17. Arriva poi il primo fallo di questo match, di questo primo tempo, dopo 3 minuti e 42 secondi di gioco, a 16-18 dall'intervallo. Ovviamente 0-0, il fallo commesso ai danni di Giulia Ferreira da Bruna Borges che recupera la palla, Getulio appoggia per Bovo, il tentativo contenuto, contratto da Luana Puttov, ritmi davvero altissimi. Getulio sulla banda di destra che cerca di scappare alla guardia di Giulia Ferreira, che le mette il pallone fuori in scivolata. Resta a terra proprio la numero 12 ex Royal Team Lamezia, più di 100 reti in 4 stagioni con la maglia della formazione calabrese, in cui appunto ha giocato solo per la scorsa stagione Jessica Graziella Sant'Anna, per tutti Getulio, realizzando 5 reti. Ghilardi cerca di saltare Puttov, duello tra le due, numero 3 in campo, va a terra la classe 2003 sulla pressione della brasiliana. Pallone però per cui non c'è fallo da parte di Basile, secondo Basile. Stesso contatto, ancora Ghilardi Puttov, questa volta c'è la segnalazione del fallo. Attenzione a Puttov che trova il gol
del vantaggio a sorpresa per l'Audace, a sorpresa improvvisa la battuta da parte di De Angelis che pesca De Cao, che nel tentativo di controllare fa arrivare il pallone dalle parti di Luana Putov, che supera Denise Carturan, realizza il gol del vantaggio dell'Audace, il suo secondo stagionale dopo quello realizzato contro la Lazio a novembre. Soprattutto dedica il gol al papà appena scomparso, un gol davvero che non ha bisogno di presentazioni, almeno per quanto riguarda la dedica e la celebrazione. Attenzione subito dall'altra parte a Bruna Borges, che calcia bene, anche lei però da posizione defilata praticamente sulle linee di fondo, palla che si adagia sull'esterno della rete e dunque nel corso del quinto minuto Audace calcio a 5, Verona in vantaggio grazie a Luana Putov. Sorpresa la difesa del kick-off con proteste poi all'indirizzo del secondo arbitro Andrea Antonio Basile, che aveva fischiato il fallo di Ghilardi su Putov. Punizione battuta veloce, difesa All Black colpevolmente ferma, colpevolmente sorpresa, disattenta in questa circostanza. Il lancio di De Angelis verso De Cao, che ha controllato in qualche modo, ne è venuto fuori un assist perfetto per Luana Putov, tutta sola a tu per tu con Carturan, tra l'altro in posizione defilata quasi fuori dalla porta, praticamente un depositare nella porta sguarnita quello di Luana Putov, che dunque al quinto minuto porta in vantaggio l'Audace calcio a 5, Verona, vantaggio un po' sorpresa. Nessuna delle due formazioni meritava particolarmente il vantaggio, nel senso che finora il pareggio sembrava il risultato più giusto, più corretto nel descrivere l'andamento della gara. Comunque l'episodio favorevole all'Audace Verona. Nel frattempo uno scambio di cortesie tra Bruna Borges e Giulia Ferrera, le due 12 in campo, la brasiliana e la italiana naturalizzata, ovviamente di nascita brasiliana. Bruna Borges le redarguisce, le richiama all'ordine Basile senza estrarre cartellini gialli, scelta a mio avviso corretta per riportare comunque l'ordine senza esagerare e dover mettere mano ai cartellini per farsi rispettare. Sicuramente Giulia Ferrera poteva, doveva lasciare il pallone libero per Bruna Borges, che cercava di accelerare nella battuta, poi forse esagerata nella spinta all'avversaria. Nel frattempo entra anche Eleonora Zandonà al posto di Giulia Ferrera, è uscita anche De Cao, subentra per i primi minuti sul parquet anche Arianna Pomposelli, miglior marcatrice rossonera in stagione con 6 reti. Attacchi ben diversi, forze ben diverse per quanto riguarda gli attacchi finora in queste prime 12 partite stagionali, ovviamente, anzi 11 partite stagionali, entrambe le squadre hanno poi giocate 10 avendo osservato il proprio turno di riposo. Audace all'ottava e la kick-off alla terza giornata. 43 reti realizzati, secondo miglior attacco dietro solo all'incontenibile Bitonto la kick-off. 14 reti realizzate all'Audace, uno dei peggiori attacchi del campionato. De Angelis con l'esterno verso Zandonà, che non riesce a tenere in campo il pallone. Si vede c'era anche la pressione di Faustine Michel Pellegrini, la francese appena entrata sul parquet, prima giocatrice francese a militare nel nostro campionato, l'ex Nantes Métropole. Il lancio lungo cercato da Bruna Borges verso Getulio, esce bene Verdù in netto anticipo, riparte Pomposelli, grande incedere con Putov che cerca poi in scivolata di servire dentro l'area. Zandonà anticipata da Pellegrini e poi va a contendere il pallone a Pomposelli, il cui ultimo tocco è evidente. Dunque la rimessa laterale è per la formazione lombarda, per la quale si alza il coro di incitamento da parte dei numerosi sostenitori ospiti giunti oggi al Pala Lupatottina. 13 minuti e 27 secondi, sempre 1-0 per l'Audace. Al quinto Luana Putov. Ghilardi si porta il pallone sul destro, proprio col destro, piede debole e si vede, cerca il suggerimento in verticale per Bruna Borges, palla decisamente fuori misura che si perde sul fondo, rischia di far esaurire i 4 secondi a propria disposizione Verdù, cercando poi un lancio lungo verso Zandonà, ben controllata da Ghilardi, palla che si spegne sul fondo dall'altra parte. Carturan per Ghilardi, Bruna Borges sul lato di sinistra, centralmente per Pellegrini, all'indietro per Ghilardi, questa volta a destra per Getulio, lungo la banda per
Bruna Borges col tacco, brava però Puttoff a non permetterle la miglior giocata. L'ultimo tocco proprio di Bruna Borges sul tentativo di nuovo in verticale lungo linea da parte di Zandonà verso De Angelis, che scambiano la posizione riprendendo la posizione da ultimo e cedendo quella da pivot a Pomposelli, che ora va proprio a controllare spalle alla porta. Mette il piede Gabi De Sousa Arruda e concede la rimessa laterale all'Audace Calcio a 5 Verona, poco oltre la linea mediana del campo in zona offensiva. Pomposelli controlla con la suola, cerca poi il suggerimento profondo all'interno dell'area proprio per l'inserimento di Luana Puttoff. Fin qui match winner, secondo gol stagionale per la numero 3 brasiliana, che appunto aveva realizzato nel match pareggiato 2-2, anzi mi chiedo scusa, va segnato nel 4-1 sempre di novembre contro l'Atletico Foligno. Riparte Gabi De Sousa, il fallo di Pomposelli, ammonita, primo cartellino giallo della gara da Andrea Saggese. Un po' severo forse la decisione di Saggese, il fischietto di Rovereto. Chiedo scusa, Puttoff ha segnato nel match vinto, l'unica vittoria stagionale dell'Audace di Andrea Rossi, del 4-1 di novembre contro l'Atletico Foligno, qui al Pala Lupa Totina. Le reti oltre a Puttoff furono di De Angelis, De Cao e Pomposelli. Inutile la rete delle Umbre con Ferroni. Mi sono confuso nel match del Pala Torino contro Lazio, era stato bellissimo l'assist di Luana Puttoff per la rete del definitivo pari 2-2 di Giulia Ferreira, unico gol stagionale dell'ex Lamezia. Ma torniamo in cronaca perché c'è un calcio di punizione da posizione invitante, leggermente spostati sulla destra, anzi di molto spostati quasi sulla linea laterale, ma sicuramente interessante il punto di battuta per la formazione di Riccardo Russo. Bruna Borges finta, lascia a Ghilardi che calcia col mancino, forse un'indecisione tra le due, troppo lungo il tocco di Bruna Borges verso Ghilardi, che calcia poi quando ormai Zandonà era molto vicina al punto di calcio. Bruna Borges recupera il pallone dopo la respinta sul suo stesso tiro, Arruda calcia, Bruna Borges di testa all'8° minuto, è 1-1. Bruna Borges la più lesta a andare sul respinta corta di Verdù sul tiro di Gabi Arruda. 1-1 meritato del kick-off all'8° minuto, la rete di Bruna Borges da Silva. 12 minuti e 16 secondi dopo la rete al quinto di Puttoff. All'8° il pareggio meritato della kick-off con Bruna Borges, kick-off colpevolmente ferma e impreparata sulla battuta veloce della punizione dell'Audace in occasione del gol del vantaggio firmato appunto da Luana Puttoff, che ora però ha meritatamente trovato il gol del pari con la nona rete stagionale di Bruna Borges. Zandonà allarga male però per Pomposelli, troppo lungo il passaggio della numero 11, protagonista del match di metà dicembre qui al Pala Lupa Totina, che è valso la Supercoppa italiana, il 4° titolo consecutivo al Under 19 rossonera di Arianna Pomposelli. Pellegri, palla dentro, bella giocata della francese sull'out di destra, palla dentro verso Gabi Arruda che non riesce a colpire il pallone, va a travolgere poi Zandonà. Brava comunque la giovane classe 2004, appunto MVP della Supercoppa italiana Under 19 di metà dicembre contro il Bitonto. Gran palla di Pomposelli verso Puttoff che calcia con il piede debole, però non riesce a dar forza oltre che precisione al proprio destro. Purtroppo per lei e per l'Audace Verona il pallone perfetto servito in profondità con lo scavetto da parte di Arianna Pomposelli è andato sul piede debole della brasiliana numero 3, del capitano rossonero, che è riuscita sia a dare precisione al suo diagonale, non la necessaria potenza per superare Carturan, che forse, se non vado errato, la prima parata, il primo intervento del proprio pomeriggio, perché nell'unica altra conclusione nello specchio della porta dell'Audace aveva dovuto capitolare. La conclusione di Luana Puttoff. Siamo entrati ora nel 10° minuto del primo tempo, sempre 1-1 dopo le reti di Puttoff, quella di Bruna Borges. Pellegri allarga verso Gabi Arruda, brava Bruna Borges a recuperare il pallone, a gestirlo bene, ancora Gabi che cerca il suggerimento centrale. Bruna Borges è lui che è l'ultima a toccare sul rimpallo con Luana Puttoff, e dunque riesce a respirare l'Audace Verona. È proprio Puttoff e Zandonà che vanno a dare il cambio a Giulia Ferreira e a Nanako Arakawa, la giapponese ex Atletico Foligno, al primo possesso della propria partita
lo gestisce con Benedetta De Angelis che calcia lungo verso Giulia Ferreira tu per tu con Carturan, Ferreira, delizioso lo scavetto, audace, calcio a 5 Verona, di nuovo in vantaggio Giulia Ferreira, 2-1. Splendida palla in profondità, in verticale da parte di Benedetta De Angelis verso Giulia Ferreira che mette il proprio corpo davanti a quello di Greta Ghilardi, conquista la posizione di vantaggio e riesce con il corpo appunto ad orientarsi verso la porta di Denise Carturan. Si presenta tu per tu con il portiere ex VIP e la supera con un delizioso scavetto con il mancino. Stavolta con il piede forte la giocatrice dell'Audace Verona davanti a Carturan non sbaglia e firma il secondo gol stagionale. Nel frattempo la palla verso Greta Ghilardi, bel suggerimento da parte di Arianna Bovo, capitano All Black. Palla però troppo lunga per la numero 3 che non riesce a raggiungere il suggerimento all'altezza del secondo palo. Pomposelli ha già fatto ripartire l'azione delle compagne. Arakawa ancora verso Pomposelli, la palla lunga verso De Angelis che non riesce a controllare al meglio, riesce comunque a guadagnare il pallone con la suola verso Arakawa, ha capito tutto molto bene Bovo, e poi il fallo di Giulia Ferreira ai danni di Bruna Borges. Va a chiedere scusa anche se accetta malvolentieri la stretta di mano Bruna Borges da parte di Giulia Ferreira. Storie tese tra le due. Il secondo fallo dell'Audace Calcio a 5 Verona, 2 anche le irregolarità commesse dalla kick-off quando siamo entrati da 13 secondi nella seconda metà del primo tempo. Audace Verona 2, kick-off 1, put-off e Giulia Ferreira per l'Audace. Reti inframmezzate dal momentaneo 1-1 firmato da Bruna Borges. Bovo cerca in profondità, in verticale proprio Bruna Borges, gran dribbling, gran tunnel inizialmente su Giulia Ferreira, brava però poi a recuperare e a favorire l'uscita di Verdù che la cerca nuovamente, una palla lunga, ha capito tutto Gabi Ghilardi, grande intervento difensivo da parte di Arianna Pomposelli che evita che il pallone possa giungere proprio a Bruna Borges che era rimasta in zona offensiva, e poi attenzione, rischia un po' Verdù, troppo sicura di poter agguantare il pallone scagliato da Ghilardi, sporcato da una deviazione rossonera ma sicuramente non complicato da gestire per il portiere ex VIP tra le altre. Attenzione alla fuga di De Angelis, De Angelis mezza punta, mezzo esterno verso il palo lontano sull'uscita di Carturan. Nel frattempo Saggese che va a richiamare qualcuno sulla panchina rossonera. Se non vado errato si trattava di Eleonora Zandona che era in quel momento in piedi. Non ci sono nemmeno in questo caso provvedimenti disciplinari, solo un richiamo alla calma. Forse qualcuno ha parlato un po' troppo sulla panchina rossonera, forse si trattava proprio di Eleonora Zandona. Grande occasione da una parte per Bruna Borges che non è riuscita a inquadrare lo specchio della porta sulla difettosa respinta di Verdù dopo il tiro sporcato da un difensore rossonero di Ghilardi, da parte di Ghilardi. Dall'altra parte grande occasione in ripartenza con un'altra gran palla scodellata in profondità da Pomposelli per De Angelis che si è presentata da posizione defilata da sinistra del fronte offensivo rossonero davanti a Carturan, l'ha superata, non inquadrando però lo specchio della porta. Il tentativo ancora di Bruna Borges, allontana senza troppi fronzoli Nanako Arakawa, controlla il pallone, lo lascia scorrere sul fondo Denise Carturan che ora rilancia con le mani lungo verso Bruna Borges. Si dà l'impressione, si alza Arakawa, allarga, cerca il suggerimento profondo Ghilardi verso Bovo, anticipata molto bene da De Angelis che salta per Bruna Borges, ancora De Angelis che perde l'attimo giusto per servire sulla sinistra Arakawa, e poi Gabi che non riesce a controllare il pallone, a tenerlo in campo sulla pressione dell'altra brasiliana Giulia Ferreira dos Santos. 7 secondi al termine del 12° minuto, al compimento del 12° minuto. Pomposelli in mezzo a due, in mezzo a Ghilardi e a Bruna Borges. Sul tocco di Ghilardi poi c'è la deviazione definitiva da parte di Pomposelli che è l'ultimo a toccarla, rimessa laterale dunque per la formazione ospite. Bovo, si alza la pressione molto buona da parte dell'Audace Verona con Arakawa che non tocca, secondo
Saggese il pallone sul tentativo di rilancio di Bovo. Si lamentano proprio Bovo e Ghilardi, che erano le più vicine allo svolgersi dell'azione, chiedevano appunto la deviazione della giocatrice giapponese. Giulia Ferreira, ricevuta da De Angelis, torna sulla sinistra, anzi no, resta a destra da Arakawa. Ancora Giulia Ferreira con l'esterno all'indietro da Verdù, palla lunga di nuovo verso Ferreira. Ha anticipato con la testa Bruna Borges, che perfeziona il disimpegno con l'aiuto di Greta Ghilardi. Ancora da Bruna Borges, l'ex Pescara, che allarga sull'ex giocatrice dell'Unidep Pato in Brasile, Gabi. Bovo, ancora da Gabi, numero 11, che cerca spazio sulla pressione di Giulia Ferreira, cerca un tentativo da fuori, palla che resta in campo, non esce. Ancora Gabi, la più lesta, la più sveglia di tutte a ritornare in possesso di palla. Tentativo di dribbling all'altezza del corner, in posizione defilata verso l'incrocio delle righe. L'ultimo tocco secondo Saggese è di Nanaka Arakawa. Non c'è un attimo di sosta, partita davvero che si sta giocando su ritmi vertiginosi, non c'è un attimo di respiro, occasioni che si susseguono da una parte e dall'altra. Calcio d'angolo in favore della kick-off con Bovo che tocca inizio da Getulio, ha respinto la giocatrice che per ora sta decidendo la gara con la rete del 2-1 di Giulia Ferreira. Il lancio dalle parti di Verdù, da parte di Getulio, facile l'intervento del portiere spagnolo che tiene il pallone tra le proprie mani, lo blocca, e poi dall'altra parte invece non riesce a fare altrettanto Carturan. Un tentativo ben più insidioso, ben più pericoloso da parte di Giulia Ferreira, che cerca la doppietta personale. Calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona, 6:44, rientrano De Cao e Puttoff, escono Pomposelli e Arakawa. Buono l'ingresso in campo della nipponica, questo scampolo di gara offertole, concessole da Andrea Rossi. Il tentativo poi di Puttoff sugli sviluppi del corner battuto da De Angelis, questa volta in due tempi va a recuperare il pallone Denise Carturani. Il tentativo di Gabi che calcia da fuori, colpisce in pieno proprio Puttoff, che resta a terra dolorante per la pallonata subita. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma comunque Saggese richiama l'intervento dei sanitari rossoneri. Cerca di rialzarsi e di riprendere fiato Johanna Puttoff. Rimasta a terra anche Giulia Ferreira, aiutata a rialzarsi da Elena De Cao. Sembra nulla di grave per le due brasiliane, la squadra di Andrea Rossi. Deve uscire però Johanna Puttoff, come le indica Saggese, dunque al suo posto rientra Eleonora Zandonà, che riceve da De Angelis e ora resta fuori. Chiedevano probabilmente il torna fuori ora Zandonà, rientra Puttoff, chiedevano probabilmente la restituzione del pallone le giocatrici All Blacks. Pallone restituito, anche se involontariamente, da Puttoff, che non dosa nel migliore dei modi con la giusta potenza il pallone verso De Cao. Dunque recupera Carturan per il rinvio dal fondo per la kick-off. Getulio con la suola, torna a sinistra da Pellegrini. Ecco l'ex Nantes Metropole, attenzione a De Cao. De Cao che prova ad involarsi, esce bene tempestivamente per fermarne l'azione Denise Carturan. Non era riuscita purtroppo per lei e per l'Audace Verona Elena De Cao a toccare debolmente il pallone dopo aver intercettato appunto il tentativo di Pellegrini verso Getulio. Aver intercettato ma non è riuscita a controllare il migliore dei modi. De Cao che cerca Giulia Ferreira, si frappone Borges, conduce la ripartenza Gabi, poi verso Pellegrini, le sradica il pallone, 3 contro 2 ora con Puttoff che trova Giulia Ferreira, ancora verso Puttoff, a metà strada Gabi, anzi era Benedetta De Angelis che si rimprovera se stessa per non aver restituito il pallone coi giri giusti verso il capitano rossonero. Attenzione a Bovo che salta a De Cao, non il ritorno di Johanna Puttoff. Nel frattempo Saggese va a rimproverare ancora, questa volta in modo più energico, più veemente, Rossi sulla panchina rossonera. Richiama alla calma, al rispetto dei ruoli il tecnico rossonero. Calcio d'angolo poi per la deviazione di Verdù sul tiro cross di Getulio. Calcio d'angolo in favore della kick-off, 5:22 al termine del primo tempo. Getulio all'indietro da Bovo,
ancora dalla 17 che cerca il tentativo, la palla dentro, era pronta, appostata sul secondo palo, pronta ad intervenire Bruna Borges, bravissima Verdù ad intervenire a bloccare il pallone per evitare che dovesse giungere alla 12 ex Pescara. Giulia Ferrer all'indietro da De Angelis, ancora il contatto con Getulio, non c'è fallo secondo Saggese, nemmeno secondo Basile, attenzione Gabi che ruba palla, ancora Gabi che sbatte 2 volte su Verdù, grande intervento dell'ex VIP, aveva rubato palla Gabi nel tentativo di disimpegno a Puttov e a tu per tu con Verdù, ha colpito però in pieno la spagnola, ha cercato poi anche in rovesciata di realizzare sul tapin, attenzione a De Cao che sbaglia la palla verso Bovo, Ghilardi col destro calcia a lato, non c'è tocco secondo Saggese, si lamentano le giocatrici della kick-off, torna sui suoi passi Saggese, questa volta a lamentarsi è Andrea Rossi che forse chiedeva una maggior decisione, una maggior sicurezza all'arbitro nel prendere la propria decisione. Calcio d'angolo dunque dal lato destro del fronte offensivo il back per la kick-off con Bruna Borges, secondo Basile e poi è di Ghilardi l'ultimo tocco e dunque sarà o rimessa laterale o rinvio dal fondo, comunque in prossimità dell'incrocio delle righe è uscito il pallone e a 4 minuti e 13 secondi dall'intervallo, dalla sirena di metà gara, sirena che suona per segnalare il time out, il primo time out chiesto da uno dei due allenatori, la richiesta nella fattispecie Andrea Rossi per dare dettami tecnico-tattici alle proprie giocatrici in vista appunto di questi ultimi 4 minuti e 13 secondi di primo tempo con l'Audace Verona in vantaggio 2-1 sulla kick-off. Dicevamo del programma della 12ª giornata della Serie A Fables 2024-2025 che si è aperto ieri e si completerà tra oggi e domani. Ieri la netta vittoria della Lazio 6-2 sulla VIP dell'ex tecnico rossonero Kim Serandrei, e il 2-2 nel big match, uno dei due big match di giornata, quello tra Pescara e Ocasa Falconara. Oggi alle 16 appunto il match che vi stiamo raccontando, Audace Kickoff, alle 16:30 Atletico Foligno Royal Team Lamezia, 19:30 a chiudere il programma odierno il big match, l'altro big match appunto tra Bitonto e Tiki Taka, domani alle 15 a chiudere il quadro Molfetta e Cagliari, con il riposo previsto per questo turno per la CMB Futsal Team. Ricordiamo anche alle 17:30 in diretta ovviamente sul canale YouTube della divisione e su Sky Sport la finale della Supercoppa Italiana Aero Italia, parlando di futsal maschile tra Momap Napoli Futsal e Meta Catania. Quindi al termine di questo match restate sintonizzati, 17:30 Pala Catania, diretta Sky Sport, la finale della Supercoppa Italiana tra appunto Momap Napoli e Meta Catania, due squadre che hanno eliminato ieri in semifinale rispettivamente Roma e Lecco. Torniamo in cronaca perché sono già rientrate in campo le due squadre, hanno anche ripreso a giocare da qualche secondo con Ghilardi che tocca da Bovo, che restituisce il pallone proprio al numero 3, si completa il triangolo lungo tra i due molto bene, poi molto bene anche De Angelis a sia a fermare l'azione di Ghilardi sia a guadagnare la rimessa laterale. De Cao all'indietro da De Angelis, anzi da Verdù, ha un po' di spazio Giulia Ferreira che cerca il movimento delle compagne, non si fida ad andare a destra da De Cao, torna all'indietro da De Angelis poi ad andare da De Cao, e a 3 minuti e 27 secondi dal termine della gara sarà rimessa laterale, della gara del primo tempo, sarà rimessa laterale per la kick-off con la suola Getulio da Bovo. Ghilardi sulla sinistra per Bruna Borges, 1 contro 1 con Luana Puttov, cerca il suggerimento dal lato opposto verso Bovo per l'inserimento del numero 18, palla fermata da De Angelis, ora De Angelis che recupera il pallone dopo il colpo di testa di Bruna Borges. Puttov che preferisce non rischiare, allontana il pallone verso zone più sicure, ovvero sia dalle parti di Carturan. Borges, Bovo, gran palla verso Ghilardi
Ghilardi con il mancino in diagonale, controlla il pallone uscire senza dover intervenire Marta Verdù-Agnon, senza problemi. Il portiere, come detto in precedenza, che ha vestito anche le maglie di Tiene VIP Infinity. La palla lunga verso Giulia Ferreira. L'ultimo tocco è di Jessica Graciela Sant'Anna, come detto conosciuta da tutti come Getulio. Duello tra le due ex Royal Team Lamezia. Lo scorso anno hanno militato insieme, era la quarta stagione in Calabria per Giulia Ferreira, la prima e unica poi appunto per Getulio. Rientra nel frattempo l'ex Nantes Métropole Pellegrini, che ha lasciato il campo, il posto Arianna Bovo. Ghilardi, Bruna Borges, Getulio e Pellegrini sul parquet per Russo, oltre ovviamente a Carturan. Puttov, che ha commesso ora fallo proprio sulla francese, fallo abbastanza discutibile segnalato da Saggese. Puttov, Giulia Ferreira, Zandonà e Pomposelli oltre a Verdù per Rossi, quando siamo entrati negli ultimi 150 secondi di primo tempo. Audace Verona 2, kick-off 1, gran palla verso Getulio, palla dentro, palla verso Borges, evita l'autorete Giulia Ferreira, brava ad anticipare e a non depositare poi nella propria porta. Era davvero a pochi passi dalla linea, doveva rischiare tantissimo, è intervenuta poi Verdù. Giulia Ferreira ancora, gestisce il pallone, lo allarga verso Zandonà, all'indietro ancora per Giulia Ferreira. Pomposelli, la gran palla per Giulia Ferreira, l'ennesimo grande assist di giornata per Pomposelli, davvero ammirevole oggi nelle vesti di suggeritrice. Bruna Borges, il malinteso tra Pellegrini, attenzione a un 2 contro 1. Giulia Ferreira verso Zandonà, palla troppo lunga, clamoroso contropiede sciupato dall'Audace Verona, con Giulia Ferreira che si è involata con due compagne ai propri lati, sulla sinistra Pomposelli, sulla destra Zandonà. La scelta a mio avviso giusta di andare a servire Zandonà, ma davvero con un pallone troppo lungo, non era neanche impossibile come assist, come suggerimento. C'era lo spazio giusto per andare a servire nel migliore dei modi Zandonà, che avrebbe potuto calciare indisturbata davanti a Carturan. Deve essere il 3-1, grande chance sprecata in ripartenza in transizione veloce dall'Audace Verona. Impossibile da controllare poi da Puttov il lancio di Verdù, sulla pressione anche di Getulio. Andrà lei alla battuta della rimessa laterale. Bruna Borges, Ghilardi, alza ancora la pressione dell'Audace Verona, davvero ottima l'azione di pressing della squadra di Rossi in questo primo tempo. Audace che sta davvero dimostrando tutta la propria forza a lungo non riconosciuta e tramutata in punti in questa prima metà di stagione di poco scarsa. Malinteso ora tra Zandonà e Pomposelli, rimessa laterale concessa al kick-off, ultimi 60 secondi. Gabi allarga male però per Pellegrini, due dei nuovi arrivi nella scorsa estate 2024 per la società lombarda. 6 cessioni e 6 nuovi arrivi per la kick-off, che appunto ha salutato Luisa Bortolini, Gabi Vanelli, Vittoria Lanzilotti, Maddalena Stegius, Antea Polloni e Federica Carbone, accogliendo appunto Carturan. Attenzione del tentativo proprio di Greta Ghilardi, anticipata prima da Pomposelli e Puttov e poi da Verdù. Restano a terra sia Pomposelli che Ghilardi, dicevamo i nuovi arrivi della scorsa estate: Carturan, Getulio, Cascio, Bruna Borges, Gabi e Pellegrini. Resta a terra però ora una invece delle veterane, diciamo di più lunga militanza con la maglia delle All Blacks dal 2021, Greta Ghilardi. Sono 3 reti con la maglia della kick-off, e a terra anche Arianna Pomposelli, che invece di reti lo scorso anno è la sua terza stagione, questa è la quarta, la terza stagione in rossonero, ha realizzato 15 gol tra campionato 12 e Coppa Italia 3. Sembra aver riportato le più serie conseguenze dallo scontro precedente Arianna Pomposelli, perché si è già rialzata Greta Ghilardi.
Sembra abbastanza grave l'infortunio per Elena Pomposelli, che è ancora a terra. È aiutata a rialzarsi da addirittura 3 giocatrici tra compagne e un'avversaria, Bruna Borges, portata poi fuori a braccia da Verdù e Zandonà. Gli applausi del Palla Lupatottina a salutare l'uscita dal campo di Arianna Pomposelli, a cui va il nostro augurio che non sia nulla di grave. Medico sociale del Audace Calcio a 5 Verona, che va a prestare le proprie cure alla giocatrice, una delle giocatrici simbolo di questo sport in Italia, al femminile. Ha restituito, e anche qui sono partiti gli applausi del Palla Lupatotina, Pellegrini all'Audace. Attenzione a De Angelis, che va a guadagnare il pallone. C'era, a mio avviso, una deviazione di un'avversaria dopo un rimpallo, dopo una corta respinta della difesa kick-off. Ha calciato De Angelis, grande azione di Pellegrini, che larga per Bruna Borges. Borges verso il secondo palo, verso Gabi. È intervenuta la difesa rossonera ad allontanare il pallone. Altra grande chance per la kick-off. Si difende bene però l'Audace. È riuscita comunque sempre a contrattaccare, a restituire i colpi nella kick-off in un grande, davvero grande primo tempo. Bruna Borges ci prova, recupera il pallone, viene fermata da Putto, può ripartire l'azione dell'Audace con un 3 contro 2 che poteva materializzarsi. Putto però allarga male verso Zandonà. Ghilardi, è già ripartita la kick-off, c'è il tentativo proprio di Greta Ghilardi, che cerca anche il 9° gol stagionale, dopo che in precedenza l'ha già trovato Bruna Borges, tornando ad essere da sola la miglior marcatrice della kick-off in questa stagione. Ultimi 10 secondi, il lancio di De Angelis verso Zandonà, la destabilizza con esperienza, con mestiere Bruna Borges, senza commettere fallo. 5 secondi dal termine, rimessa laterale in zona difensiva, proprio battuta da Bruna Borges, che cerca il lancio lungo, un lancio che esce però svirgolato. Andrà probabilmente a finire qui il primo tempo, prima frazione di gioco al Palla Lupatottina. Le due squadre che faranno a breve rientro negli spogliatoi. Luana Puttoff che fa morire il pallone sotto la propria suola. Luana Puttoff che ha aperto le marcature di questo bellissimo pomeriggio di futsal al Palla Lupatotina. Primo tempo più che godibile di una bellissima partita. Audace Verona che lo chiude in vantaggio sulla kick-off per 2-1 grazie alle reti di Puttoff e Giulia Ferrera, inframmezzate dal momentaneo pari 1-1 da parte di Bruna Borges. A tra poco per la ripresa, sempre dal Palla Lupatotina, sempre con Audace Verona. Kick-off.
Bentornati in diretta del Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto, dove Audace Calcio a 5 Verona e Kickoff Calcio a 5 femminile sono già rientrate sul parquet per dare il via alla seconda frazione di gioco. Primo tempo che si è chiuso con l'Audace Verona in vantaggio 2-1 sulla capolista allenata da Riccardo Russo, grazie alle reti di Puttoff e Giulia Ferreira, inframmezzate dalla rete del momentaneo pari realizzata da Bruna Borges. 9 secondi all'interno di questo secondo tempo e primo tiro verso una delle due porte, nella fattispecie verso la porta di Marta Verdù. Tiro scoccato da Greta Ghilardi, fuori misura, si è perso sul fondo Giulia Ferreira, giocatrice appunto che ha realizzato il gol finora, l'ultimo che sta fissando il punteggio sul 2-1 su gran palla in profondità di De Angelis e delizioso scavetto, palla tocco sotto sull'uscita di Carturan. Bruna Borges su direi impressione Giulia Ferreira con la suola verso Ghilardi, l'ultimo tocco è proprio della numero 3, classe 2003. Rimessa laterale dunque in favore della squadra di Andrea Rossi, che ha perso per infortunio nel corso del primo tempo Arianna Pomposelli. Brutta perdita, brutta defezione per la formazione rossonera. Speriamo che non sia nulla di grave per Arianna Pomposelli, che possa tornare presto in campo. Bovo salta Puttoff verso l'interno, allarga sulla sinistra per Bruna Borges, che salta un paio di avversarie semplicemente con il gioco di blocchi e il gioco di finte di corpo. Torna da lei poi Greta Ghilardi, lunga fase di possesso del kick-off, si difende bene comunque l'Audace Verona. Getulio, serie di finte a disorientare l'ex compagna di squadra Giulia Ferreira. Bovo ancora verso Getulio, grande intervento in scivolata e esultanza come avesse segnato da parte di Giulia Ferreira. È andata poi a perfezionare il disimpegno, meglio ad allontanare il pallone lontano. Decao respira temporaneamente l'Audace, torna in zona offensiva la kick-off. Getulio allarga per Bovo, che cerca nuovamente il pallone dentro verso la compagna per chiudere il lungo dai e vai, palla leggermente troppo lunga. Gesto comunque di apprezzamento da parte della 17 verso la 18 per questo tentativo, per questa bella manovra. Le due giocatrici, palla lunga di Verdù con la testa Bruna Borges verso Getulio in netto anticipo su Decao. Riparte la kick-off, che ha approcciato alla grande questa ripresa da grande squadra, da capolista. Bruna Borges, Ghilardi scusate, verso Arianna Bovo. Giulia Ferreira, il rimpallo che favorisce poi Puttoff, brava a recuperare Bovo, può ripartire la kick-off, vince il rimpallo Bovo, cerca poi lungo Ghilardi, palla troppo avanzata, esce bene Verdù. Benedetta De Angelis, Puttoff fermata, il regolamento da Getulio, primo giallo dopo 133 secondi di ripresa fischiata dalla coppia arbitrale, terna arbitrale composta da Saggese di Rovereto e Basile di Torino, al crono Voltarel di Treviso. 17 minuti e 47 secondi appunto, come detto, il primo fallo fischiato nella ripresa a Getulio. Intervento irregolare ai danni di Luana Puttoff, calcio di punizione dal centro sinistra, chiaramente spostati a sinistra del fronte offensivo rossonero. È tornata sul parquet Pomposelli nel frattempo, che corricchia. Attenzione a Puttoff, il miracolo di Carturan, ancora Puttoff che spreca malamente davanti a Carturan, resta poi a terra dolorante. Con le ultime forze è riuscita a stare in piedi, a calciare, ha calciato male però davanti a Carturan con il destro. Bellissimo schema sull'asse Decao De Angelis a favorire il tiro di Luana Puttoff, che ha calciato in diagonale col mancino, trovando però l'ottima risposta dell'ex VIP Denise Carturan, ex tra le altre anche 90 e Padova. E poi sul rimpallo e sui duelli a seguire il tentativo ancora sotto porta da parte di Luana Puttoff, che questa volta con il destro ha calciato male però mandando alto sulla traversa, e poi ora rimane a terra dolorante, viene portata fuori nuovamente dal medico sociale rossonero. Zoppica, anche se non in modo vistoso. Attenzione
al tentativo di Gabi dall'altra parte con un quasi malinteso, quasi pasticcio tra Giulia Ferreira e Verdú. Recupera il pallone ora il portiere spagnolo e gestisce la nuova azione in fase difensiva l'Audace, con De Angelis costretta a rilanciare lungo dalle parti del Rancagua, in modo però più che altro di alleggerimento per evitare di perdere palla sulla pressione portata alta dalla squadra di Russo, e dunque riconquista palla e con Pellegrini va ad imbastire una nuova azione. Ghilardi allarga lato lato da Bruna Borges, che fa altrettanto in senso opposto da Gabi. Brasiliana all'indietro da Bruna Borges, che torna da lei. Il tocco di De Cao, gli applausi del Pallo Patotina e delle compagne per l'azione della classe 2003, a segno fin qui in stagione 2 volte contro il Pescara e contro l'Atletico Foligno. Bruna Borges all'indietro da Ghilardi, il nuovo tentativo proprio di Ghilardi lungolinea, ha capito tutto e ha intercettato De Angelis. Attenzione Giulia Ferreira che prova con il destro, sembrava più un suggerimento verso il secondo palo, verso De Cao, che sopraggiungeva. Ha respinto Gabi in rimessa in fallo laterale dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Giulia Ferreira, De Cao, deviazione, calcio d'angolo. Si fa vedere in zona offensiva nuovamente l'Audace calcio a 5 Verona. Dicevamo con Di Pomposelli che è rientrata sul parquet con Ricchia in modo ben augurante per l'Audace Verona, che ora c'è un 2 contro 1 con Gabi che gestisce la transizione. Gabi verso Bruna Borges che perde l'attimo della battuta, serve poi Gabi che è troppo defilata, però ha perso l'attimo per andare a calciare Bruna Borges sull'assist ottimo da parte di Gabi. Ha sprecato malamente un calcio d'angolo a favore dell'Audace Verona con Giulia Ferreira che ha toccato corto. Attenzione a De Cao che cercava di raggiungere il pallone servito da Giulia Ferreira, è uscita Carturan e ha allontanato. De Angelis dall'altra parte, fuori misura sulla pressione di Ghilardi verso Giulia Ferreira, ancora senza un attimo di sosta, grande ritmo. Arakawa cerca di recuperare palla, di scipparla a Bruna Borges. Ghilardi guadagna la metà campo offensiva. Gabi, su di lei Giulia Ferreira, si accentra la numero 11 che si allunga poi il pallone, perde il rimpallo, meglio lo vince ma si allunga troppo il pallone che scivola in fallo laterale. Siamo entrati da 4 secondi nel quinto minuto di gioco della ripresa, 15:56 ancora tutti da vivere qui su Futsal TV e sul canale YouTube della divisione calcio a 5, casa della Serie A di calcio a 5 maschile e femminile, di tutte le altre competizioni nazionali e internazionali del futsal. Gabi, Ghilardi recupera palla De Angelis, non demorde però Ghilardi, che evita quantomeno che la giocatrice abruzzese assieme a Puttov possa involarsi delle parti di Carturan. Guadagna poi la rimessa laterale proprio la formazione lombarda con Pellegrini che lotta con Giulia Ferreira, ancora Giulia Ferreira, di lei in pressione Bruna Borges, cerca di azionare il mancino venendo dentro il campo. Giulia Ferreira calcia poi proprio con il piede forte, la traiettoria del tiro però si perde alta sulla traversa e poi è Carturan che rilancia lungo con le mani, troppo lungo però, palla che sfila sul fondo della parte opposta. Verdú per Puttov, De Angelis cerca la entrata Pomposelli, quindi si è perfettamente, almeno speriamo, ristabilita dopo l'infortunio che aveva fatto temere il peggio nel corso del primo tempo. Tra 9 minuti si sarà esaurita la prima parte, il primo quarto della ripresa, i primi 5 minuti. Inizia il conto Andrea Saggese di Rovereto per segnalare i 4 secondi a disposizione per la battuta della rimessa laterale. Pomposelli controlla bene il pallone sul lancio di De Angelis, ancora De Angelis che riceve il lancio di Puttov, allarga poi verso Giulia Ferreira, anticipata da Greta Ghilardi che vince il duello fisico, le sporca poi il tentativo di ripartenza Giulia Ferreira e si accontenta della rimessa laterale di Getulio, anzi del rinvio dal fondo gestito proprio da Getulio e Carturan. Ghilardi, Bruna Borges in surplus, cerca Pellegrini,
anticipata da Pomposelli, resta comunque in attacco la kick-off con la rimessa laterale battuta proprio dalla francese verso Bruna Borges che cerca internamente Getulio, ha capito tutto Giulia Ferreira che gestisce la transizione. Giulia Ferreira calcia forte con il mancino centrale, ma impossibile da trattenere da Denise Carturan, quindi calcio d'angolo sulla respinta del portiere ex VIP per la Dacia Verona. Calcio d'angolo che sarà battuto da Luana Puthoff. Forte all'interno dell'area di porta, completamente percorsa dal pallone calciato da Luana Puthoff senza trovare deviazioni. C'erano giocatrici in maglia bianca con dettagli rossoneri a poter raggiungere il pallone. Ghilardi si allunga troppo il pallone, ne approfitta proprio Giulia Ferreira, davvero indiavolata oggi, scatenata, non solo per il gol del 2-1, bellissimo, gol che sta fissando per il momento il 2-1 al Pala Rupatotina, ma anche per tutta una serie di giocate, per essersi più volte resa pericolosa dalle parti di Carturan e anche per la presenza proprio continuativa nel corso del match, un fattore finora l'ex TNT Royal Team Lamezia, proprio lei che mette in gioco Pomposelli, controlla, poi smista male verso Puthoff. Pellegrini mezzo a due, viene colpita anche al volto probabilmente in un contatto ravvicinato con Pomposelli, va ora a lasciare spazio e campo a Arianna Bovo, che rientra sul parquet in questo momento per Russo, Carturan, Getulio, Bruna Borges, Ghilardi e Bovo per appunto la kick-off. Oltre a Verducci sono Giulia Ferreira, Benedetta De Angelis, Puthoff e Pomposelli per l'Audace Verona. 13:30. Getulio, Ghilardi, Bruna Borges, internamente ancora per Getulio, l'indietro da Ghilardi, Bovo anticipata da Benedetta De Angelis, che poi va con il tacco in qualche modo a servire la corrente Pomposelli, che poi non riesce però ad andare da Luana Puthoff. Bovo, Ghilardi, Bruna Borges che allarga ancora da Bovo, osserva il movimento delle compagne, gran palla poi di Bovo verso Bruna Borges, l'ultimo tocco è di Giulia Ferreira, mentre invece Ghilardi riesce a scansarsi, ad evitare di toccare il pallone e quindi a preservare la rimessa laterale battuta da Bruna Borges, all'indietro proprio da Ghilardi che va a destra da Getulio, la pressione di Puthoff, Ghilardi che preferisce tornare da Carturan, mentre invece Saggese va a fischiare un fallo che può starci per una trattenuta prolungata da parte di Puthoff nel tentativo di scippare il pallone a Getulio. Cerca la fuga poi sul lato, attenzione Bruna Borges che trova il gol del pari, doppietta personale, 2-2 all'ottavo della ripresa. Bruna Borges non fallisce e va in doppia cifra, 10° gol stagionale. Contatto per cui si è lamentata la panchina rossonera, in particolare Andrea Rossi all'indirizzo di Saggese, primo arbitro. Non c'è stato nulla di irregolare appunto secondo il fischietto di Rovereto. Ha recuperato palla e si è involata a tu per tu con Verdù. Bruna Borges che non ha fallito, con grande freddezza con il piattone destro verso il secondo palo. Attenzione a Puthoff, Carturan chiamata all'intervento a mettere in corner alla propria destra. E dunque nell'ottavo della ripresa la doppietta personale di Bruna Borges che dopo il gol dell'1-1 del primo tempo firma quello del 2-2 nella ripresa. Primo gol in questo secondo tempo. Attenzione alla giocata di Pomposelli e Puthoff sugli sviluppi del corner e De Angelis che fuggiva verso il secondo palo, che non riesce però a coordinarsi e a recuperare la perfetta coordinazione, il perfetto equilibrio per deviare in porta da 0 metri. È proprio De Angelis ora a operare questa ottima azione difensiva che premia però poi la kick-off con la rimessa laterale. È già ripartita l'Audace dall'altra parte, Pomposelli all'improvviso con grandissima facilità di calcio e di dare potenza al pallone nonostante pochissimi centimetri per coordinarsi. Carturan in corner ancora battuto male a mio avviso da
meglio non nel migliore dei modi da parte di Giulia Ferreira. Riparte la kick-off, Bovo verso Borges, attenzione alla palla che resta lì sotto porta, interviene Gabi, Verdù resta a terra. Nel frattempo viene espulso Rossi, un saggese che forse ha sentito abbastanza. Ora muso duro Rossi verso Saggese. Rossi diceva che stava dando indicazioni e stava interloquendo con il proprio vice allenatore Alberto Trattenero. Saggese ha sentito forse una parola di troppo o ha equivocato, malinteso le parole di Rossi, espellendolo direttamente. Tra l'altro, vero che nel primo tempo l'aveva redarguito, l'aveva rimproverato, diciamo, gli aveva chiesto di tornare alla calma, però in questo caso si è girato deciso e ha estratto appunto con decisione e risolutezza il cartellino rosso diretto all'indirizzo di Andrea Rossi, che se non vado errato, appunto, se non ho visto male, nel primo tempo non era stato nemmeno ammonito. Attenzione a De Angelis che non riesce a coordinarsi sull'invito della scatenata e a tratti devastante Giulia Ferreira, anche in questo caso bravissima nel portare la transizione e a trasformare l'azione da difensiva a offensiva per l'Audace Verona. Ora è proprio qui sotto la nostra postazione Andrea Rossi che osserva la propria squadra. Attenzione a Getulio sotto porta, fermata da Pomposelli, prova a ripartire l'Audace, non c'è un secondo di sosta in questa partita, davvero bellissima. Puttoff prova l'azione personale, viene poi fermata da Getulio, non c'è fallo, secondo Saggese, nemmeno secondo Basile, e poi quasi distratta De Angelis, non può raggiungere il pallone. Getulio calcia, colpisce in pieno Puttoff, palla che carambola poi sui piedi di De Angelis. Giulia Ferreira, il fallo da parte di Pellegrini, con applausi ironici da parte del pubblico del Palelo Patotina di fede rossonera. Davvero bellissima cornice, bellissimo colpo d'occhio oggi sulle tribune dell'impianto Lupatotino, vero gremite oggi, sembra di rivedere la serata di gala, diciamo, di 3 settimane fa per la Supercoppa Italiana Under 19, ma in tante altre occasioni, in tante altre partite l'impianto Lupatotino, l'impianto di casa dell'Audace Verona, si è presentato gremito o quasi sold out. Siamo in precedenza in occasione poi dell'espulsione, poco prima dell'espulsione di Andrea Rossi, era rimasta a terra Verdù colpita da Gabi in modo involontario e assolutamente regolare, dopo che Bruna Borges aveva ricevuto un gran pallone da Bova, aveva cercato di superare il portiere rossonero con uno scavetto che però era rimasto un po' così incompiuto, la palla era rimasta sotto porta a pochi metri, a pochi centimetri dalla linea di porta. Aveva provato a intervenire Gabi, che aveva però incocciato sul corpo di Verdù e non era riuscita a infilare la porta per il 2-3, per il primo vantaggio di giornata della kick-off, che finora è sempre stata o sotto in parità, 2 volte sotto, 2 volte è riuscita a raggiungere il pari con le reti della propria marcatrice regina in stagione. Bruna Borges, che prima di questa partita era a 8 gol, ora è a 10. Attenzione a Pomposelli cercava di approfittare con l'aiuto di De Angelis dell'errato disimpegno degli All Blacks, non è riuscita a calciare poi oltre Carturan. Alto ancora il pressing dell'Audace, davvero encomiabile l'azione di pressing alto, di pressione alta portata dall'Audace Verona oggi a togliere ogni spazio, ogni centimetro, togliere il respiro alla squadra di Riccardo Russo. Bruna Borges allarga sulla sinistra per Bovo, su di là in pressione Pomposelli, prova a scappare sull'out Bovo, in aiuto difensivo Luana Puttoff che mette in fallo laterale. 9:46, ancora da vivere, ancora da goderci
in questo pomeriggio del Palalu Patottina. Bovo cerca e trova in qualche modo Pellegri, pallone impossibile da controllare. Giulia Ferreira può gestirla, rimessa laterale. Puthoff, De Angelis ancora per il numero 3 che ha sbloccato la gara oggi al Palalu Patottina. Dall'altra marcatrice rossonera, Giulia Ferreira. De Angelis, su di lei si alza in pressione Bovo, che cerca di contenere l'azione. Attenzione a Puthoff, che va anche a perdere il rimpallo in modo un po' sfortunato. E dunque la rimessa laterale è per la kick-off di Riccardo Russo. Bovo, Bruna Borges, 1 contro 1 con Pomposelli in surplus, la numero 12 che cerca di saltarla, lo fa in un primo tempo, brava poi ad intervenire l'ex kick-off, una dell'ex di turno, Pomposelli. Verdù, Giulia Ferreira, la deviazione di Pellegri nella traiettoria del pallone da Giulia Ferreira a Luana Puthoff. Esce Pomposelli, rientra sul parquet Elena De Cao. Assist per lei oggi in occasione dell'1-0 di Luana Puthoff. De Angelis, Giulia Ferreira. Siamo entrati nel 12° minuto di gioco, palla dentro di Giulia Ferreira verso De Cao. De Cao che cerca di coordinarsi, ricicla il possesso da Dacia Verona, ancora De Cao, palla sul destro, De Cao in diagonale, in precarie condizioni di equilibrio, senza riuscire ad inquadrare la porta di Carturan. Borges, Ghilardi, gran palla, gran tracciante verso Gabi. Gabi dentro, è solo Puthoff però in netto anticipo su Pellegri. Rischia un po' il capitano rossonero che cerca poi di scodellare in profondità sulla corsa di Giulia Ferreira. Parla leggermente troppo lunga, applaude comunque la 12 verso la 3 per salutare l'ottimo tentativo della compagna, di cui appunto ha apprezzato e compreso le intenzioni. Palla leggermente troppo lunga, non era facile comunque servire quei tempi giusti, quei giri giusti quel pallone. Bruna Borges cerca di chiudere lo scambio con Gabi Arruda, bella troppo lunga da parte dell'ex Unidep Patto verso l'ex Montesilvano, o Pescara se preferite. Puthoff, De Cao, 1 contro 1 con Borges, la salta secco, De Cao calcia col mancino, palla fuori di poco, grande giocata della numero 10 rossonera che salta secco Borges e poi è costretta ad anticipare il tiro, i tempi della battuta a rete con il mancino per il sopraggiungere alle sue spalle da parte di Gabi Arruda. Attenzione a Pellegri, Pellegri non si fa saltare Giulia Ferreira, prova a lanciarsi De Cao che torna in possesso del pallone grazie a Giulia Ferreira, ancora De Cao, De Cao si perde nella morsa di Gabi Arruda e Ghilardi e Carturan ha già fatto ripartire le compagne. Pellegri, ottimo davvero l'impatto di Gabi Arruda e Pellegri con il futsal italiano. È proprio Pellegri che calcia, respinta magari non bellissima dal punto di vista stilistico, ma molto efficace sul tiro davvero velenoso da parte di Verdù. Ancora Pellegri, deviazione, questa volta è calcio d'angolo. 7-25, partita davvero bellissima, una delle più belle viste al Palalu Patottina negli ultimi anni. Palla dentro, attenzione a Ghilardi, la più lesta al 13° minuto. Primo vantaggio odierno della kick-off, dedica alla tribuna Greta Ghilardi, 2-3. Ingenuità incredibile della difesa giallorossa, ferma, statica sulla battuta del corner da parte della kick-off, anche sfortunata con un paio di rimpalli. La deviazione, attenzione a Pellegri, Pellegri che può lanciarsi, Pellegri anticipata alla grande tempestivamente da Verdù, calcia Arruda, palla verso il secondo palo in diagonale. De Angelis, Puthoff cerca De Cao, ancora lo scambio, Puthoff, decisiva e straordinaria l'azione difensiva a fermare il tiro della brasiliana da parte di Faustine Michel Pellegri, decisiva. Attenzione a Puthoff che calcia, questa volta la respinta di Bruna Borges, 2 volte colpita da Puthoff che torna da Verdù, resta a terra però tramortita
Bruna Borges. Sei minuti e 48 secondi a prestare le cure a Bruna Borges. Che si rialza comunque senza apparenti grandi conseguenze. Dicevamo del gol di Greta Ghilardi, che dunque ha realizzato all'interno del tredicesimo minuto della ripresa, la rete del 2-3, primo vantaggio odierno della kick-off, sempre costretta ad inseguire dopo le reti di Luana Puthoff e Giulia Ferreira. Ha inseguito con successo e ha pareggiato 2 volte con Bruna Borges e poi è passata per la prima volta in vantaggio con Greta Ghilardi. Nono gol stagionale per la classe 2003. Hanno segnato dunque quelle che prima di oggi erano le 2 migliori marcatrici a pari merito con 8 reti della squadra di Riccardo Russo, Ghilardi e Bruna Borges. Doppietta di Borges che quindi arriva a quota 10, sale a 9 invece Greta Ghilardi, mentre nel frattempo va a chiamare time out la panchina dell'Audace Verona su indicazione ovviamente di Andrea Rossi, qui sotto la nostra postazione dopo l'espulsione ricevuta in precedenza, e dunque il suo vice Alberto Trattenero che va a dare indicazioni alle giocatrici rossonere. Dall'altra parte sicuramente approfitta per dare istruzioni alle proprie giocatrici anche Riccardo Russo. Diciamo che questa è la 12ª e penultima giornata del girone d'andata della Serie A Fables. Riposa il CMB, il prossimo turno invece andrà a riposare il Molfetta. L'ultima di andata, la 13ª ed ultima gara del girone d'andata. Al momento, se non ci saranno poi variazioni nel corso della prossima settimana, tutte le partite saranno in contemporanea alle 18, appunto di domenica 12 gennaio, per restare ad Audace Verona e kick-off che ospiterà al palazzetto Parco Enrico Mattei di San Donato Milanese il Pescara. Audace invece che sarà ospite in teoria del Palasparti al Palasparti della Mezza, del Royal Team Lamezia, anche se paiono esserci difficoltà appunto della società calabrese ad ospitare la partita sul proprio parquet e al momento non sono state ancora individuate alternative. Mette il portiere di movimento Andrea Rossi, Benedetta De Angelis con la maglia, il completo rosso del portiere per il power play, per la superiorità numerica in zona offensiva dell'Audace Verona, quando siamo entrati da poco negli ultimi 6 minuti di gioco. Pomposelli, De Cao, Giulia Ferreira ancora verso Pomposelli, dall'altra parte De Angelis che calcia, non c'è deviazione, palla che senza deviazioni va a perdersi sul fondo, non rientra Verdù, rientra De Angelis. Ora sì, sulla deviazione di Giulia Ferreira, sul tentativo della kick-off di portare l'azione nella metà campo offensiva, può rientrare Verdù. Bruna Borges rischia sul pressing di Ferreira, davvero brava a guadagnare la rimessa laterale. Rimessa laterale che sarà battuta da De Angelis che riguadagna il campo. De Cao, Puthoff, ancora da De Angelis, Puthoff in posizione di ultimo. De Cao sulla destra con Giulia Ferreira sul secondo palo, c'è Pomposelli che cerca di tagliare l'area di porta con un pallone secco verso il secondo palo, non ne arriva nessuno. Puthoff dall'altra parte, brava Carturan a fermare il pallone, ad evitare anche di perderlo a pochi centimetri da lei, a favorire la deviazione di il tap-in di Giulia Ferreira. Grande suolata di Bovo verso Ghilardi che prova con il mancino in diagonale la deviazione, pallone che si impenna sulla deviazione in scivolata di Luana Puthoff. Calcio d'angolo dal lato sinistro scusate, del fronte offensivo della formazione in maglia nera con dettagli verdi e bianchi. Attenzione a Bruna Borges che mastica
il tentativo con il mancino. Pomposelli 1 contro 3, Pomposelli bravissima a recuperare, Pomposelli che si perde però forse in un dribbling di troppo. Ghilardi l'ultimo a toccare, guadagna la rimessa laterale in zona offensiva, o meglio all'altezza della linea mediana del campo, ma pronta a tramutare, a trasformare nuovamente l'azione in offensiva, in power play l'Audace Verona, perché è entrata Benedetta De Angelis. Puttoff ancora la numero 22, De Cao, 4 minuti e 24 secondi sul tabellone del Pala Lupatotina. Audace Verona 2, kickoff 3, ancora tantissimo da raccontare però. Giulia Ferreira dentro, attenzione che la porta è sguarnita, non riesce a calciare, rimbalzo strano del pallone. Puttoff che non riesce a perfezionare il disimpegno sulla pressione di Bovo, concede il calcio d'angolo. Si lamenta un po' Bovo all'indirizzo di Basile di Torino per questa perdita di tempo, per il fatto che Luana Puttoff non abbia lasciato il pallone nelle sue disponibilità per poter andare a battere velocemente il corner. È rientrato nel frattempo Verdù al posto di De Angelis, ha ripreso il portiere di ruolo l'Audace, il tiro potente, preciso, aveva trovato lo specchio di porta Bruna Borges, respinta però di Giulia Ferreira. Calcio, o meglio rimessa laterale, fallo laterale per la kickoff che torna da Carturan con Ghilardi. Bovo, il rilancio favorita dal rimpallo con De Cao. De Cao che va a toccare il pallone prima che questo superi la linea di fondo campo, mandandolo però dalle parti di Carturan. Attenzione al tentativo di dribbling di Bruna Borges, che va poi ad aiutarsi a trattenere Giulia Ferreira, che aveva guadagnato la posizione di vantaggio, anzi no, viene fischiato fallo ai danni, all'indirizzo proprio di Giulia Ferreira da parte di Saggese. Secondo fallo dell'Audace Verona in questo secondo tempo, 3 le irregolarità commesse invece dalla kickoff, che ha ancora un timeout, il timeout a propria disposizione. Finora l'ha chiamato solo la panchina rossonera, presieduta dal vice di Alberto Trattenero, il vice di Andrea Rossi, espulso quando il risultato era ancora di 2-2. Bovo, Ghilardi centralmente, ancora per Bovo, fatica in questo momento a portare la pressione, gestisce bene il pallone e gli spazi la kickoff, che poi però va a perdere palla sul rilancio di Gabi in tribuna per alleggerire la pressione portata da Pomposelli. 3 minuti e 11, 191 secondi ancora di speranza per l'Audace Verona di trovare quello che sarebbe un meritatissimo e più che legittimo pari. Non meriterebbe assolutamente nemmeno da dire la sconfitta la formazione di Andrea Rossi. 190 ora, poco meno, secondi invece di resistenza, di sofferenza per la kickoff. De Cao verso Giulia Ferreira che non trova Pomposelli, resta in attacco per l'Audace, ancora De Cao che calcia in diagonale col destro senza trovare la porta. Scene di disperazione qui sotto la mia postazione, sotto la nostra postazione, con Andrea Rossi davvero disperato dopo i diversi tentativi falliti dalle proprie giocatrici, perché scambio di vedute tra Ghilardi e Giulia Ferreira, storie tese tra Giulia Ferreira e le giocatrici avversarie in diverse occasioni, e viene ammonita ora da Saggese la numero 12 ex Lamezia. Si lamentano Puttoff e Pomposelli dall'altro arbitro, invece da Basile probabilmente speravano e chiedevano lo stesso provvedimento per la classe 2003, appunto Greta Ghilardi, che per il momento, quando però mancano ancora 2 minuti e 46 secondi al termine, sta decidendo la gara, avendo segnato appunto la rete del per ora decisivo 2-3 al 13° della ripresa. Puttoff cerca la palla con una soluzione già vista al Pala Torino contro la Lazio, verso il secondo palo, verso Giulia Ferreira, questa volta impossibile da raggiungere il pallone per la 12, l'altra 12 Bruna Borges, che cerca di accelerare le operazioni di battuta della rimessa laterale, ma Ghilardi non riesce a esaudire i suoi propositi. Carturan, palla lunga però sballata fuori misura verso Bovo, rientra De Angelis in luogo di Marta Verdù Agnon. 2:29, fase ora un po' spezzettata, con l'Audace che non riesce a
stare stabilmente nella metà campo offensiva, nemmeno la Kickoff riesce a imbastire azioni degne di nota, o meglio da qualche secondo sta spedendo il pallone fuori dopo pochi secondi di possesso. E ora l'Audace che torna stabilmente a far visita alla metà campo All Black. 2-9, 129 secondi ancora di speranza per l'Audace Verona, con il tiro cross direttamente sulla battuta del fallo laterale da parte di Giulia Ferreira, che cercava l'intervento di testa, essendo il pallone molto alto, di Pomposelli sul secondo palo. Ha smanacciato Carturan, che questa volta invece va ad intervenire con i piedi. 119 secondi. Ce l'ha provato ancora Giulia Ferreira, questa volta con i piedi ad allontanare Carturan, sempre precisa, sempre presente, sempre attenta. Pomposelli nel mezzo spazio di sinistra. De Angelis calcia, non preciso ancora, anzi preciso ma non potente. Una serie di batti e ribatti, ci prova poi a cercare la porta. Gabi De Souza Arruda dalla propria metà campo senza inquadrarla, porta che era ovviamente rimasta sguarnita. Direttamente con le mani De Angelis, cerca il dribbling Pomposelli, brava Ghilardi a toglierle ogni spazio a disposizione. Davvero grande, altra grandissima prestazione di Greta Ghilardi, giocatrice stabilmente nel giro della nazionale. Luana Putthoff, Elena De Cao, ancora da Putthoff che allarga sulla sinistra per Pomposelli, si alza, in impressione proprio Ghilardi. De Cao con il destro, non aveva tantissimo margine per la battuta rete, comunque porta a casa un corner prezioso. 1-17, 2-3 sul tabellone del Palla Patotina, ancora a difendere il gol di vantaggio. La kick-off con il corner battuto male da Giulia Ferreira, a cui, se possiamo fare un appunto nella sua grandissima prestazione di oggi, l'unico appunto che possiamo farle è quello di non aver gestito nel migliore dei modi un paio di calci d'angolo a favore appunto dell'Audace Verona, come in questo caso un pallone a metà strada tra Pomposelli e Putthoff, pallone inseguito dal capitano rossonero che aveva sbloccato questa gara nel corso del primo tempo, del quinto minuto di gioco del primo tempo, inseguito da Luana Putthoff. Il pallone vanamente De Cao cerca di fuggire alla pressione di Ghilardi, si allunga troppo il pallone su cui arriva Gabi Arruda. Ora palla da Pomposelli che cerca di lanciare lungo da De Cao, ha deviato Bruna Borges, l'ultimo tocco poi di Gabi Arruda, proprio davanti alla panchina rossonera esce Verdù, rientra De Angelis che guadagna il proprio posto sul centro-sinistra, sull'atto sinistro del fronte offensivo rossonero dello schieramento tattico avanzato dell'Audace Verona. Guadagna nuovamente la metà campo offensiva l'Audace Verona con Putthoff, De Cao, Giulia Ferreira con la suola all'indietro troppo debolmente, troppo corto, con il pallone intercettato da Gabi Arruda, però non ha spazio per coordinarsi per il tiro verso la porta sguarnita. Direttamente il vice di Andrea Rossi, Alberto Trattenero, anzi era il preparatore dei portieri Walter Favaretto, ad accelerare le operazioni di battuta del fallo laterale per l'Audace Verona. Attenzione, Gabi Arruda che questa volta cerca la porta, questa volta la trova e a 25 secondi dal termine chiude il match. Audace Verona 2, Kickoff 4, ha segnato anche per l'ottava volta in stagione Gabriela Gabi De Souza Arruda, 2-4. Ha perso palla in condizioni di power play in superiorità numerica con il portiere di movimento l'Audace Verona. Questa volta, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, la numero 11 dell'All Blacks non ha fallito, ha pescato, trovato, inquadrato la porta rimasta ovviamente sguarnita dell'Audace Calcio a 5 Verona e ha infilato per l'ottava volta in stagione e ha realizzato il 2-4 che ha chiuso la gara. Davvero comunque da applausi la prestazione dell'Audace Verona, applausi come anche quella della capolista Kickoff. Una partita bellissima, davvero una delle più belle viste quest'anno in Serie A Fables, partita che si chiude con il punteggio di Audace Verona 2, Kickoff Calcio a 5 femminile 4. Le reti nel primo tempo di Luana Putthoff, Bruna Borges e Giulia Ferreira. Nella ripresa invece lo score è di 0-3 per la Kickoff, che da grande squadra ha ribaltato l'esito della sfida. Bruna Borges per la doppietta personale
Greta Ghilardi per il 2-3, che ha portato appunto per la prima volta in vantaggio la formazione di Russo, e a 5 secondi, scusate, a 25 secondi dal termine, al minuto 39 e 35 secondi, Gabriela De Sousa, Gabi Arruda per il 2-4 definitivo. Audace che dunque resta ferma a quota 7 punti in classifica, con una sola vittoria, a mio avviso uno score bugiardo per quanto mostrato non solo oggi ma per tutto il corso della stagione dalla squadra di Andrea Rossi. Una sola vittoria in 11 partite, Kickoff invece che ottiene la 10ª vittoria a fronte di nessun pareggio e una sola sconfitta contro la Lazio a dicembre, e sale a quota 30 punti, sempre più capolista indisturbata di questa Serie A Fables, approfittando del pareggio ieri tra Pescara e Falconara e cercando, se possibile, di approfittare del match, dello sconto diretto anche tra Bitonto e Tiki-Taka, previsto alle 19:30. Vi ricordo, la prossima settimana, domenica prossima alle 18, tutte le gare in contemporanea, salvo variazioni nel corso della prossima settimana, per la 13ª ed ultima giornata di andata della Serie A Fables, con la Kickoff che ospiterà il Pescara e l'Audace ospite del Royal Team Lamezia. Vi ricordo anche alle 17:30 in diretta su Sky Sport al Pala Catania la finale della Supercoppa Italiana Aero Italia di futsal, in questo caso maschile, tra Momap Napoli Futsal e Meta Catania. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Grande Futsal. Da Giacomo Mozza.